Una buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca. Il treno regionale proveniente da Trieste, diretto a Udine, ha travolto questa mattina proprio a Udine un'auto lasciata abbandonata sui binari. Il veicolo è stato trascinato per più di 200 metri. Il proprietario risulta al momento ancora irreperibile. Il servizio Se l'è trovata di fronte un impatto inevitabile e violento tra il treno regionale proveniente da Trieste diretto a Udine e una Volkswagen Golf lasciata sui binari dal proprietario, un tunisino residente a Udine con i fari accesi e chiusa a chiave. L'incidente si è verificato alle 6:40 di questa mattina. Fortunatamente non ci sono stati feriti né tra i 9 passeggeri che viaggiavano nel treno né tra il personale di bordo, il macchinista e il capotreno. Il proprietario dell'auto, secondo la ricostruzione della Polfer di Udine, avrebbe dovuto attraversare il passaggio a livello di via dei Prati a Baldasseria, ma per cause in corso di accertamento, anziché andare dritto avrebbe svoltato a destra, finendo in mezzo ai binari. Senza più margini di manovra, avrebbe abbandonato il veicolo che successivamente è stato centrato dal treno che viaggiava ad una velocità di poco superiore ai 100 km/h. L'impatto è stato molto violento, tanto che la Golf è stata trascinata per oltre 200 metri, accartocciandosi su se stessa. La preoccupazione del macchinista e del capotreno è stata subito quella di scendere per sincerarsi delle condizioni dell'automobilista, che però non c'era all'interno dell'abitacolo. Immediata quindi la richiesta di soccorso al 112. Sul posto è giunto personale del 118 con i vigili del fuoco, personale di RFI, Polfer e carabinieri. La circolazione in entrambi i sensi di marcia è stata immediatamente bloccata, con pesanti ripercussioni. È stata riaperta poco prima delle 11, quando la Golf, posta sotto sequestro penale dall'autorità giudiziaria, è stata rimossa dai binari, non senza difficoltà, da un escavatore ferroviario. Sono subito cominciate le ricerche del proprietario del veicolo, al momento non ancora reperibile. L'accusa nei suoi confronti potrebbe essere quella di attentato alla sicurezza dei trasporti. Intanto allarme bomba ieri sera alla stazione ferroviaria di Sacile, la segnalazione al 112 è arrivata alle 22:45, poco prima che il treno regionale proveniente da Venezia entrasse proprio nella stazione di Sacile. Un pacco colorato di rosso e verde avvolto in un celofane era stato abbandonato su una banchina. Sul posto anche agenti della polizia ferroviaria e carabinieri della compagnia di Sacile. All'1:30 è arrivato l'artificiere, dopo aver esaminato il pacco ha appurato che si trattava di un falso allarme. Avrebbe potuto avere esiti drammatici un passo falso fatto da un escursionista di 43 anni che oggi pomeriggio nel territorio del comune di Forni di Sopra, mentre stava percorrendo un sentiero che collega il rifugio Giaff col bivacco Granzotto, è scivolato. È riuscito ad aggrapparsi alla sporgenza di una parete rocciosa, sotto di lui il burrone. C'era il concreto pericolo dunque che potesse precipitare improvvisamente nel vuoto. Vista la situazione è stato inviato tempestivamente sul posto l'elisoccorso. L'uomo è stato caricato a bordo del velivolo, sano e salvo, è stato portato al sicuro, sta bene ed è pure rientrato a casa. Un anziano di 73 anni di Manzano stava pedalando in sella la propria bicicletta in compagnia della moglie quando lungo uno sterrato, siamo nel comune di Enemonzo, in prossimità del caseificio, è caduto riportando delle gravi lesioni. È successo alle 15 di oggi, dopo la chiamata di aiuto sul posto gli infermieri della Sores hanno inviato l'equipaggio dell'elisoccorso assieme ad un'ambulanza proveniente da Ampezzo. Il pensionato è stato stabilizzato, intubato e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Scontro frontale invece alle 15:40 lungo l'ex strada provinciale 23 a Paularo. Sono rimasti coinvolti 2 uomini di 69 e 76 anni residenti rispettivamente a Tolmezzo e a Paularo. Entrambi, viste le gravi condizioni, sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi, vigili del fuoco di Tolmezzo e Paularo insieme a personale del 118. Cambiamo completamente argomento e parliamo di un folle inseguimento avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in A28. Una pattuglia della Polstrada intercetta a Sacile una macchina condotta da una 25enne, intima l'alt, ma l'automobilista per tutta risposta tira dritto e sperona la volante. La donna viene fermata a Godega di Sant'Urbano e viene affidata prontamente alle cure del personale sanitario. È partito a Sacile, determinato a Godega di Sant'Urbano in A28, l'inseguimento di 3 pattuglie della polizia stradale di Pordenone, Spilimbergo e Treviso ad un'auto condotta da una 25enne di nazionalità bulgara residente a Codroipo. Nel primo pomeriggio di oggi alcuni automobilisti in transito hanno notato sul retro della macchina, una Ford Fiesta, sventolare un lenzuolo dal quale era possibile percepire una forma di disagio lavorativo e psicologico da parte della giovane.
Quando una prima volante della Polstrada ha cercato di fermare la macchina a Sacile, la conducente ha tirato dritto. Viste alcune manovre azzardate, per precauzione un tratto di autostrada è rimasto chiuso per più di un'ora. I poliziotti, che sono stati anche speronati, sono comunque riusciti a fermare l'automobilista all'altezza di Godega di Sant'Urbano. La donna ha dato in escandescenze, scagliandosi contro uno degli agenti. Per questo, anche con l'ausilio di personale del 118, è stata condotta all'ospedale di Conegliano. La sua posizione sarà vagliata nelle prossime ore. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Udine sono intervenuti questa mattina in un'azienda agricola di Coseano per l'incendio di alcune rotoballe di fieno depositate all'interno di un capannone. Il pronto intervento dei pompieri che si sono occupati delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area coinvolta dalle fiamme ha fatto sì che il fuoco non si propagasse all'intero deposito e alle strutture vicine. Sul posto anche personale sanitario insieme ai carabinieri della compagnia di Udine. Sono 740 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nella nostra regione nelle ultime 24 ore. Sono emersi da 822 tamponi molecolari e 3.490 test antigenici processati. Non ci sono stati decessi. In terapia intensiva sono ricoverate 14 persone, mentre altre 226 sono ospedalizzate in altri reparti. Approvato il bilancio consolidato di esercizio del Servizio Sanitario Regionale per quanto riguarda il 2021. Il bilancio evidenzia un risultato d'esercizio positivo di 690.000 euro, somma che sarà accantonata per investimenti in una riserva di patrimonio netto. I bilanci degli enti del Servizio regionale del Friuli Venezia Giulia, che sono stati approvati negli scorsi mesi tra agosto e settembre, costituiscono i documenti di partenza per l'approvazione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale. I 6 comuni della comunità di montagna gemonese puntano a essere completamente green, ovvero verdi e al passo insomma con le ultime trovate in materia di tecnologia verde. Grazie a un processo finanziato dal PNRR per 3,5 milioni di euro nasceranno comunità energetiche. Le acque piovane sporche potranno essere riciclate, i comuni potranno essere collegati tra loro attraverso una mobilità green. Prima riunione della comunità di montagna del Gemonese per passare alla parte operativa del progetto di Green Community che, finanziato dal Ministero attraverso il PNRR, coinvolge i comuni di Artegna, Venzone, Gemona, Montenars, Bordano e Trasaghis. Alle spalle c'è un gran lavoro dell'Agenzia per l'Energia di Gemona, oltre a quello della stessa comunità di montagna e delle amministrazioni coinvolte, spiega il presidente della comunità di montagna Alessandro Marangoni, a dimostrazione della grande volontà di diventare green sotto ogni punto di vista. La spesa iniziale è prevista di 4,5 milioni, 3,5 dei quali finanziati dal PNRR, rimanente dalla Regione con la compartecipazione della comunità di montagna del Gemonese. Si parte da interventi legati alla sostenibilità energetica con il maggiore sfruttamento possibile di energia prodotta da fotovoltaico e da fonti rinnovabili, per arrivare al riutilizzo delle acque piovane e sporche, per i quali esistono già indicazioni su come procedere per la realizzazione di impianti domestici, tutto corredato dallo sviluppo della mobilità lenta all'interno dei comuni interessati. Si parte da uno studio sui consumi effettivi degli edifici ritenuti strategici e dal coinvolgimento della cittadinanza che avrà la possibilità di aderire alla realizzazione di comunità energetiche. Il progetto, afferma Marangoni, risulta essere il primo di questa portata nella nostra regione e dovrà essere concluso entro il 2026. Oltre 500 musicisti provenienti da 20 bande della regione Friuli Venezia Giulia hanno preso parte alla 43esima edizione di Ambima FVG, la tradizionale rassegna bandistica regionale che si è tenuta nel borgo antico di Valvasone. Allora il servizio è pronto. È tornata in presenza la tradizionale rassegna bandistica regionale Ambima FVG, giunta quest'anno alla sua 43esima edizione. Il raduno musicale si è tenuto nel borgo antico di Valvasone e ha coinvolto oltre 500 musicisti appartenenti a oltre 20 bande della regione Friuli Venezia Giulia. Le bande musicali partecipanti hanno sfilato lungo 3 itinerari attraverso il centro storico del borgo per riunirsi in Piazza Castello alla fine della sfilata. Il momento centrale della manifestazione si è tenuto in Piazza Castello con il concertone che ha riunito le 20 bande presenti in una sola grande formazione. Sono stati eseguiti l'inno nazionale, i brani Ambima in festa, Villotte Friulane, Ode an die Freude e La vita è bella. Il sindaco di Valvasone Arzene, Marcus Maurmair, nel suo intervento ha indirizzato un grande grazie
grazie ad Anbima del Friuli Venezia Giulia, che ha scelto per la prima volta di uscire dalle città capoluogo di provincia per un concerto che resterà nella storia del nostro paese. Infatti, mai prima di ieri, si erano visti 500 strumenti tutti insieme in Piazza Castello nel borgo antico di Valvasone, uno dei borghi più belli d'Italia. In questa occasione sono stati anche consegnati dei riconoscimenti ai musicisti che vantano una presenza in banda da oltre 50 anni. E 50 anni fa nasceva la sezione alpini di Campoformido. Oggi si sono tenute le celebrazioni e la presenza di numerose istituzioni e autorità in una grande festa che ha riunito l'intera comunità. Dal presidente del Consiglio regionale Zanin l'auspicio che venga ripristinato il servizio di leva obbligatorio. 50 anni fa a Campoformido, soci e amici degli alpini di Campoformido appunto hanno pensato di fondare il gruppo. Fin dall'inizio si è capito, grazie soprattutto alla tenacia del grande ufficiale Renzo Flaibani e del primo capogruppo Claudio Damiani, si è capito che i valori imparati sotto la naia devono essere portati nella vita quotidiana. Ieri sera abbiamo parlato di solidarietà, di senso di comunità, ancora di più in questi 2 anni che ormai conosciamo a memoria, l'individualismo lo sta facendo da padrone. E questo senso di fratellanza che hanno i gruppi degli alpini nasce dal periodo della condivisione del periodo del servizio militare. Questo oggi non viene più fatto e credo che sia un elemento che nel percorso di formazione di un giovane venga a mancare, quindi va ripensato. Le tradizioni friulane di prima del terremoto del 1976 raccolte in videomemorie proposte dalla Filologica Friulana. Sono 8 documentari realizzati tra il 1972 e il 1975 che raccontano alcuni tra i momenti popolari più importanti del Friuli. Videomemorie del Friuli, il progetto realizzato dalla Società Filologica Friulana, è giunto all'evento conclusivo con la 3 giorni che proseguirà fino a domenica 16 ottobre al Museo Etnografico del Friuli a Udine. Siamo fra il 72 e il 75 e quello che viene rappresentato è il primo nucleo in Friuli di video organici sulle tradizioni popolari, pensati, organizzati, finalizzati a un recupero non soltanto non più nostalgico, ma invece documentario, dove le tradizioni sono descritte ma sono anche interpretate alla luce delle ipotesi che giravano in quegli anni. Insomma. Noi abbiamo il recupero documentario delle bobine del Super 8, la digitalizzazione, lo studio e la restituzione dei filmati alle comunità. Ecco, questo passaggio non direi difficile ma complesso, superato grazie al coinvolgimento di mediatori locali, associazioni, gruppo folcloristico, museo, che si sono attivati per costruire poi e articolare il momento di incontro con noi. Chiudiamo con lo sport, non un risultato utile consecutivo per l'Udinese che ferma la Lazio sullo 0-0 all'Olimpico e colpisce pure 2 traverse con Samardzic e Deulofeu. Sentiamo allora le dichiarazioni a fine gara di mister Andrea Sottil. Stiamo lavorando molto sulla gestione mentale, cioè sull'essere sempre intensi fisicamente. Questa squadra ha una condizione fisica molto importante in questo momento, già da un po' che ce l'ha. È chiaro che deve essere sempre accompagnata dalla mente che controlla il corpo, quindi ci stiamo lavorando tanto su questo e questo vuol dire anche personalità, consapevolezza dei mezzi, sicurezza, lucidità nelle giocate. Oggi siamo stati disinvolti, siamo stati lucidi, abbiamo giocato un buon calcio. E quindi di questo faccio complimenti ai ragazzi, perché comunque per noi era un test importante venire qui a Roma con la Lazio, secondo me contro una squadra molto forte, gioca un bel calcio veramente, e quindi per noi era un modo per confrontarci un'altra volta e secondo me abbiamo fatto veramente una gran partita. Si affrontavano 2 squadre che stanno molto bene a livello di fisico, a livello di consapevolezza dei mezzi, di classifica, di tutto. Una bella partita, l'ho vista. Nel primo tempo tutte e 2 le squadre hanno avuto delle occasioni importantissime, abbiamo colpito una traversa. Nel secondo tempo abbiamo fatto ancora, secondo me, ancora meglio, perché abbiamo concesso veramente poco.
E di sport si parlerà anche dopo il telegiornale, calcio e non soltanto, parleremo anche di web gesteco, quindi di pallacanestro e molto altro ancora. L'informazione del telegiornale termina qui, grazie ancora per l'attenzione, un buon proseguimento di serata su Telefriuli, alla prossima.